mi chiamo Davide, in ADMO io sono un potenziale donatore di midollo osseo, cioè ho fatto il test per essere inserito nel registro dei donatori di midollo, però non ho donato il midollo ancora perché non sono stato chiamato. Mi sono avvicinato ad ADMO, ho iniziato come donatore di sangue. La donazione di sangue è una cosa che ho sempre voluto fare, infatti a 19 anni ho fatto il test per l'idoneità e ho cominciato appunto a fare il donatore di sangue. Poi, parlando per caso con una ragazza, anche lei donatrice, lei mi ha detto: guarda, io vorrei donare anche il midollo osseo, essere una donatrice di midollo osseo. Io non sapevo nulla di questa cosa del midollo osseo. Allora, la volta dopo che sono andato in centro trasfusionale per donare periodicamente il sangue, ho chiesto informazioni, ho scoperto che cos'era e niente, ho scoperto anche che da già donatore di sangue avevo automaticamente le qualità necessarie per poter essere potenziale donatore di midollo osseo, e quella volta durante la donazione mi sono fatto prelevare una boccetta di sangue in più che è servita per appunto inserirmi poi nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo, ecco. È una cosa che ho sempre voluto fare da che ne ho memoria, nemmeno mi ricordo quando ho scoperto in vita mia che si può donare il sangue. So che ho sempre saputo anche il mio gruppo sanguigno, che è lo zero negativo. Sono sempre rimasto con questo concetto, con questa idea, siccome sono zero negativo, cioè donatore universale, quando divento maggiorenne dono il sangue. Mi è sembrata una cosa assolutamente così naturale. La procedura più lunga è quella in realtà per essere potenziale donatore di sangue. Bisogna fare un test per l'idoneità, una visita non molto lunga, ma insomma ha una serie di step. Una volta che sei donatore già di sangue, in realtà quindi rispondi alle 3 caratteristiche basilari, cioè aver compiuto 18 anni, godere di buona salute e pesare almeno 50 kg, automaticamente hai le stesse identiche caratteristiche per poter essere donatore di midollo osseo. Quindi l'idoneità per donare il sangue ti dà automaticamente l'idoneità per essere donatore di midollo osseo. L'unica cosa in più da fare appunto è un piccolo prelievo di sangue destinato all'essere inserito nel registro dei donatori di midollo. Tipizzarsi significa che tu sei un potenziale donatore di midollo osseo, il che vuol dire che qualora ci fosse un paziente che ha bisogno di un trapianto di midollo e risulta a te compatibile, la compatibilità è generalmente di 1 su 100.000, vieni chiamato in quel caso unico specifico per donare il midollo a questa persona che ha bisogno. La procedura successiva alla tipizzazione, chiaramente vieni contattato e dopo si avvia la procedura per donare il midollo osseo, che sono 2 le possibili modalità per donare il midollo osseo. Una è la donazione dalle creste iliache del bacino, dalle ossa piatte, e quella avviene semplicemente con appunto il prelievo sotto anestesia. Mentre c'è un'altra modalità che è molto simile a quella della donazione di sangue, perché avviene in maniera periferica, cioè dal braccio. Cosa succede però? Siccome alla fine il midollo osseo è presente nelle ossa piatte del bacino in grande quantità, mentre non lo è in zona periferica, per poter fare la donazione nella zona periferica ti vengono dati dei fattori di crescita, questo 3 giorni prima, di modo da arrivare ad una quantità di cellule staminali, insomma un livello abbastanza alto in zona periferica, da cui poi viene prelevato.